In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Festa della Repubblica, siciliani, italiani ed europei. Ieri 2 giugno festa della Repubblica, giorno di festa anche in Sicilia e giorno di festa anche per noi. Lo abbiamo spiegato tante volte e continueremo a farlo. Ci chiamiamo la Nazione Siciliana perché crediamo che la Sicilia sia per storia, tradizione e cultura una nazione dentro lo Stato italiano e ci sentiamo orgogliosamente siciliani, italiani ed europei. Forza Italia in guerra permanente. In Forza Italia riesplode la guerra. Schifani schierato con Tamaio, Tajani per reazione con Falcone e la candidata alla Roccarruolo presenta un'interrogazione contro il dominus dell'assessorato alla sanità Salvatore Iacolino e quindi di fatto attacca frontalmente Schifani. Di nuovo 2 partiti. Tax Freedom Day. Da oggi scatta il cosiddetto giorno di liberazione fiscale. In linea teorica, quindi, da oggi lavoreremo per soddisfare i nostri bisogni e non più per pagare tasse, imposte, tributi e contributi sociali previsti nel 2024, un gettito che per l'erario deve garantire circa 910 miliardi di euro. Orlando e la chiusura indagini a 6 giorni dalle elezioni. Notifica di conclusioni indagini a Catania nei confronti di Leoluco Orlando, indagato nell'inchiesta sulla RAP e Oikos sullo smaltimento irregolare di tonnellate di rifiuti. Con lui altri 31. Non apprezziamo il politico Orlando, ma essendo candidato anche per lui chiediamo: davvero non si poteva rinviare la notifica di 6 giorni aspettando che finisse la campagna elettorale? Falcone, Europa decisiva per Sicilia e Sardegna. L'Europa può fare tanto per la Sicilia e la Sardegna, tocca a noi doverlo spiegare bene. Lo abbiamo visto con l'ok ai 2 miliardi per la ST Microelectronics. L'Europa deve contribuire ad abbattere il gap economico e infrastrutturale delle isole rispetto al resto del continente. Lo ha detto Marco Falcone, candidato alle europee per Forza Italia. Denuncia contro ignoti di Annalisa Tardino. La deputata europea Annalisa Tardino, capolista della Lega, ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti per le scritte e i disegni sconci sui suoi manifesti. Non vedo mai manifesti di uomini presi di mira con sconcerie, ha detto la Tardino. La parità tra uomo e donna, soprattutto in politica, è una conquista che non possiamo far minare da nessuno. Tutela e valorizzazione alberi monumentali. Pubblicato il bando con lo stanziamento di 90.000 euro per la tutela degli alberi iscritti nell'elenco degli alberi monumentali di Sicilia. Gli interventi sono finanziabili al 100% fino a un importo massimo di 10.000 euro per ciascun albero e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Incendiati i cassonetti a Palermo. Nuovi incendi di rifiuti nella notte allo Zen di Palermo con i vigili del fuoco impegnati a spegnere i roghi. Il sospetto è che siano i residenti, esasperati dalla raccolta discontinua, a dare fuoco all'immondizia contro cattivi odori e presenza di insetti. Anche al centro della città, a Piazza Indipendenza, i cassonetti dei rifiuti sono stati dati alle fiamme. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.